Fossato, Musile di Piave, muore una 18enne di Castelfranco in coma, l'amico alla guida, è il secondo figlio di Franco Antonello, l'imprenditore noto per i suoi viaggi con il primogenito Andrea. Poche ore prima alla ragazza era stata ritirata la patente. Castelfranco sotto shock, lacrime e cordoglio per la ragazza rimasta vittima dell'incidente, figlia di un noto commercialista, fiato sospeso per le condizioni di Alberto Antonello. Ladri scatenati, a Treviso anziana 91enne faccia a faccia con il bandito entrato in casa a Fiera, a San Liberale, i malviventi in fuga dopo un tentato colpo, rischiano di investire con l'auto uno degli inquilini. Non solo il capoluogo, la Marca continua ad essere bersagliata dalle razzie, da Mogliano a Roncade e altri episodi ancora malviventi nelle abitazioni, l'esasperazione della gente. Intimidazioni alle donne lavoratrici incinte nella pubblica amministrazione dopo l'allarme lanciato dalla CGIL, l'ira del governatore Zaia, il sindacato ci dia la possibilità di individuare i responsabili. Nelle prossime ore il peggiorare delle condizioni meteo, piogge in arrivo per domani e domenica con una coda anche lunedì. Il 9 novembre un evento musicale alla Chiesa Votiva di Treviso per raccogliere fondi da destinare alla creazione di un punto nascita in Sierra Leone. Protagonisti il coro Ana di Oderzo e il coro Stella Alpina. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Auto in un fossato a Musile di Piave, muore una ragazza di 18 anni di Castelfranco in coma, l'amico alla guida. Si tratta del secondo figlio di Franco Antonello, l'imprenditore noto per i suoi viaggi con il primogenito Andrea affetto da autismo. Poche ore prima sembra che ad Alberto, il ragazzo in gravi condizioni, sia stata ritirata la patente. Tutti i dettagli però nel nostro servizio d'apertura. Erano circa le 8 quando lungo la Treviso Mare all'altezza di Musile di Piave l'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza è uscita di strada. L'auto con i due ragazzi a bordo è uscita di strada, qui in questo fossato. Sull'erba si vedono i segni delle ruote che sono passate, la loro corsa è terminata poco più avanti. Contro un albero. Ad avere la peggio la 18enne Giulia Zandarin di Castelfranco Veneto, che è morta sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Alla guida c'era Alberto Antonello, 19 anni, fratello di Andrea, il ragazzo autistico divenuto famoso per i suoi viaggi in moto col papà Franco, la cui storia è divenuta prima un libro, poi un film dal forte messaggio sociale. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da San Donà di Piave e da Mestre, con l'autogru e l'aiuto di cesoie e divaricatori per estrarre i due ragazzi rimasti incastrati nell'abitacolo. Da subito si è capito che per Giulia ormai era tardi, mentre Alberto è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre, dove è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. Con tutta probabilità i due stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la notte di Halloween in una discoteca di Jesolo. Sembra che ieri sera Alberto sia stato sottoposto ai controlli della polizia proprio nei pressi del locale notturno. In auto, in quel momento, oltre a lui e Giulia, ci sarebbero state altre 4 persone e ulteriori controlli degli agenti avrebbero poi portato al ritiro della patente del ragazzo. Castelfranco, dove Giulia viveva e dove vive il 19enne in gravi condizioni. Castelfranco, come detto, è un paese sotto shock. Una tragedia che sconvolge la città tutta, e le parole che mi sento di dire in questo momento è che porto la mia vicinanza e della città alla famiglia di Giulia. Sono bastate poche ore perché la notizia della tragedia di Musile si diffondesse a Castelfranco con il suo carico di shock e dolore. Si fatica a credere che il sorriso di Giulia Zandarin si sia spento per sempre. 18 anni e una vita davanti, interrotta tragicamente un venerdì mattina di festa. La famiglia della ragazza è molto conosciuta nella Castellana. Il padre è un noto commercialista. Persone per bene, sono una bella famiglia. Ma siamo sconvolti veramente da questa notizia. Difficile anche per il sindaco Marcon trovare le parole di fronte ad una tragedia così grande. Scorrendo il profilo Facebook di Giulia, che ha frequentato l'istituto Filippin, si ha davanti l'immagine di una ragazza piena di vita, allegra, insieme alle amiche di sempre, che ora piangono la sua morte. E allo shock per la scomparsa di Giulia, a Castelfranco si aggiunge l'angoscia per le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne è rimasto gravemente ferito. Il giovane si trova in coma, in ospedale la mamma e il papà Franco, che raggiunto telefonicamente ci dice che il figlio è ricoverato in rianimazione, poi, scusandosi, si congeda per tornare accanto al suo ragazzo.
Franco è conosciuto per aver dato vita ad una serie di iniziative di sensibilizzazione sull'autismo, disturbo di cui è affetto il figlio maggiore Andrea, con cui negli ultimi anni ha intrapreso lunghi viaggi raccontati in alcuni libri. Avventure che spesso hanno visto il figlio minore Alberto accompagnare il padre e il fratello. La storia di Franco e Andrea ha ispirato anche il film in uscita in queste settimane di Gabriele Salvatores, Se ti abbraccio non aver paura. Ma tutto questo ora poco conta. Il pensiero di tutti è rivolto al reparto di rianimazione, dal quale si spera arrivino presto buone notizie su Alberto. Ancora cronaca, controlli nella notte di Halloween da parte della polizia locale di Treviso, che lungo il Put ha fermato un automobilista che procedeva ad alta velocità. L'uomo, un 55enne lombardo a Treviso per lavoro, appariva in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolico di 1,5 mg per litro. Per lui è scattato il sequestro del veicolo. Poco prima gli agenti avevano individuato un 45enne marocchino mentre consumava cocaina nel parcheggio di un supermercato. Ladri in azione in città, almeno 2 le bande che hanno agito nei quartieri di San Liberale e Fiera. In particolare qui sono entrati nell'abitazione di una 91enne che si è trovata in camera da letto faccia a faccia con i banditi. Ieri ero in letto, veramente, e vedo come un'ombra. E dopo ho detto, Madonna, ma questa è una persona? Ho visto se vede che è venuto dentro mio figlio. E io lo chiamo, Franco, che ho fatto così e è sparito. Racconta così dall'alto dei suoi 91 anni il tentativo di furto subito ieri sera. Siamo in via Martini a Fiera e il risultato è questo, una finestra esterna rotta e quella interna forzata in più punti. Ma non è stata l'unica abitazione violata, sempre ieri sera e sempre sulla stessa via. Queste sono le foto che ha scattato Luisa Contarato. Lei abita nella palazzina di fronte e come si vede qui non hanno tentato il furto ma l'hanno messo a segno, sconvolgendo l'abitazione e soprattutto la proprietaria. Io veramente mi sono sentita male, ho lavorato 1 ora e mezza per poter andare a letto, ma sinceramente ho anche dormito poco perché vuol dire che questa gente ti controlla, sa quando esci, sa che macchine hai, veramente è una vita terribile. Quello che fa rabbia, ci dicono tutti, è che i ladri prendono di mira la gente normale, portando via con gli oggetti di valore anche pezzi della propria storia personale. Mi hanno rubato un girocollo con delle conchiglie d'oro e soprattutto una spilla di mia nonna che io non portavo neanche per cercare di conservarla, che quella era veramente un ricordo. Avevo una borsetta con dentro 5 euro, mi hanno rubato anche quelli, quindi hanno frugato veramente dappertutto. Poi c'è chi ha anche rischiato sempre ieri l'investimento. Qui siamo nel quartiere di San Liberale dove in questo palazzo di via Umbria hanno tentato di aprire con un piede di porco l'abitazione con dentro una coppia di anziani. In questo caso però i ladri sono stati sorpresi dai condomini che li hanno messi in fuga, rischiando l'investimento quando i 2 malviventi sono saliti in auto partendo a tutta velocità. In tutti i casi l'orario è sempre lo stesso, da quando si passa all'ora legale dalle 18 alle 21. E se c'è un lato positivo in queste storie è la solidarietà dei vicini. I primi, ad esempio, ad accorrere da nonna Maria. Abbiamo instaurato, credo, un buon rapporto, una buona armonia che ci permette non solo di andare d'accordo, ma anche di poter aiutarci l'uno con l'altro. Ma nonostante questo, per nonna Maria le sere non saranno più le stesse. Se robe che te fa pensare, te cosa, non so neanche a me. Non solo a Treviso, ladri scatenati anche in provincia, in particolare a Volpago, in via Martignago, in via Gastaldoni, furti anche a Mogliano e Roncate. Ecco le testimonianze. Hanno tentato di entrare. C'era il palo, qui nel giardino, se vuoi venire a vedere, c'è tutta l'erba pestata. La sua abitazione è stata risparmiata solo perché lì c'era chi verificava non ci fossero intralci alla banda in azione. Un vero e proprio raid quello di ieri sera a Campo Croce tra via Rigamonti, Colombo e via Bovo. Il cane si è messo a sbagliare, allora sono a basso, sono in fianco di qua della casa e dopo sono avanti, dopo ho visto delle luci tutti quanti mi sa per una parte pacchiata, allora mi sono messo a sigare. E quando ho sigaro ho visto queste 2 persone che si scampavano fuori da casa e uno che gli era sconto da Drio un canceo. E si entrasse lo stesso con l'allarme, io rientrai, andai dentro 2 o 3 minuti praticamente e dopo ha fatto, mi sono messo un sigaro, chi è una roba che altra, e ho detto, il corso che aveva un sacco in mano. Stamattina sono andato a Fonghi, ho trovato a Cassaforte, Verta, in mezzo ai campi qua. Ladri in casa dei vicini perché lui esasperato ha deciso di armarsi. Davanti qua
abbiamo avuto 5 volte i ladri. Adesso abbiamo messo tutti gli allarmi per una parte, per l'altra, mi sono armato una cianta e adesso in qualche modo se posso mi difendo, faccio qualcosa. Chi invece l'allarme non l'ha attivato è la vittima del furto di via Rocco a Roncade. Ieri sera praticamente mi sono entrati scassando la finestra della cucina ed entrando dentro, rovistando dappertutto. Mi hanno portato via tanti indumenti, quindi giubbotti, piumini, cose del genere, indumenti da vestire, scarpe da ginnastica, quindi mi fa pensare che siano proprio persone a livello molto molto basso, poveracci sono, insomma, che fanno queste cose qua. Non avevo acceso l'allarme perché mi ero spostato dai miei che abitano lì vicino, proprio a 50 metri, e il tempo proprio di neanche una mezz'ora praticamente. Ed ora l'allarme lanciato ieri dalla CGIL sulle intimidazioni alle donne lavoratrici in gravidanza nella pubblica amministrazione. In queste ore la presa di posizione del governatore Luca Zaia. Ho seguito con attenzione, dice Zaia, la denuncia della CGIL che ha raccolto testimonianze di donne in gravidanza vincitrici di concorso pubblico alle quali sarebbe stato suggerito di rinunciare all'assunzione. Sono fatti di una tale gravità e inaccettabilità che non possono rimanere nella indeterminatezza. La denuncia della CGIL è opportuna se non doverosa, ma deve andare oltre, prosegue il Presidente, e pertanto invito l'organizzazione a fornire ulteriori elementi per favorire l'individuazione di chi si è reso responsabile di questi comportamenti illegittimi. Andiamo adesso a Ponte della Priula, dove quest'anno la sagra paesana sarà senza giostre. Il problema è che abbiamo delle difficoltà qua per montare le giostre perché siamo ostacolati da carte burocratiche dal comune. E noi che vogliamo lavorare, perché siamo a ridosso della sagra, oggi inizia la sagra e non abbiamo la possibilità di farlo. Niente giostre quest'anno alla sagra di Ponte della Priula, con le 15 famiglie proprietarie delle attrazioni costrette a lasciare l'area. Io non riesco a capire se questo comune o chi per esso ha delle leggi diverse, perché negli altri comuni, Nervesa, Spresiano, montiamo, apriamo e facciamo divertire tutti. Qui purtroppo non ce lo lasciano fare. Abbiamo fatto delle spese, quindi se abbiamo fatto delle spese vuol dire che avevamo la possibilità di installare. Ieri abbiamo montato e smontato perché non va più bene. Il sindaco di Susegana spiega che vi è un problema all'origine. Manca da sempre o da anni di un vero comitato organizzatore. Un comitato organizzatore che dirige, che dà il programma, che determina anche la presenza dei vari elementi nel territorio e nella frazione. C'è una nuova normativa in tema di sicurezza dell'ex ministro Salvini, spiega il sindaco, alla quale dobbiamo attenerci e che prevede che oltre le 8 giostre si configuri un vero e proprio Luna Park. C'è questa legge che è semplicissima e anche piuttosto facile da seguire, che deve essere assolutamente ottemperata, perché poi le responsabilità sono di chi autorizza. Archiviata non senza il suo strascico di polemiche questa edizione della sagra, per il prossimo anno da entrambe le parti arrivano degli appelli, quello delle famiglie all'amministrazione comunale. Il prossimo anno noi vogliamo lavorare in un'area che ci deve essere un'area pronta per noi, per tutti. Mettetevi insieme, per l'anno prossimo noi come amministrazione comunale saremo sempre dalla vostra parte per collaborare nel rispetto delle regole. Il ponte di Ognissanti all'insegna della pioggia, da domani ombrelli aperti almeno fino a lunedì. Si sta allargando su di noi un campo depressionario, un'area di alte pressioni che farà peggiorare il tempo, porterà con sé infatti sistemi perturbati, i cui effetti saranno evidenti già da domani in giornata. Prevediamo infatti domani inizialmente una nuvolosità anche abbastanza intensa e poi gradualmente anche delle precipitazioni, quindi tarda mattinata, primo pomeriggio. Precipitazioni che saranno senz'altro più diffuse, più continue nella giornata di domenica, anche se ci potrà essere qualche breve intervallo. Lunedì ancora un po' di instabilità, martedì prima parte, poi avremo qualche giorno di tempo più stabile. Questa è un po' la situazione, con temperature che si manterranno intorno ai valori medi dopo questi 2 giorni. Infatti domani abbiamo un ulteriore abbassamento delle temperature, le minime intorno 9-10 gradi, ma le massime non vanno oltre gli 11-12 gradi. Per domenica aria umida affluisce più intensamente, quindi le massime intorno a 14-15 gradi, i valori minimi sempre 9-10 gradi. Venti deboli o qualche rinforzo dai quadranti occidentali, l'Alto Adriatico è previsto da mossa molto mosso. È tutto.
Cimiteri affollati per le celebrazioni dedicate ai defunti. Questa mattina a San Lazzaro il consueto passaggio di una delegazione comunale che con dei gladioli rossi ha voluto ricordare le personalità che hanno contraddistinto la storia della città. Tra questi l'abate Bailo e Luigi Serena, ma anche Alfredo Beltrame, in un percorso che ha suscitato curiosità tra i cittadini. Nel pomeriggio le celebrazioni per i defunti presieduta per la prima volta dal vescovo Tomasi. Domani invece dalle 10:30 sarà la volta del sindaco Mario Conte, che visiterà tutti i cimiteri cittadini con la deposizione di corone d'alloro sui monumenti ai caduti. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo tornati in diretta. Anche a Treviso, rispettata nella notte di Halloween la tradizione di dolcetto o scherzetto. Dolcetto o scherzetto? Halloween è una festa non poi così lontana dalle nostre tradizioni. Basti pensare, come ha ricordato anche il governatore Zaia, che nei secoli scorsi in Veneto era consuetudine intagliare le zucche e mettervi all'interno delle candele per illuminare la strada alle anime dei defunti, mentre i ragazzini erano soliti andare tra le case a chiedere frutta secca e castagne. Un'usanza che poi con il trascorrere del tempo è stata persa per poi tornare sulla scia della tradizione americana di dolcetto o scherzetto. E così, negli ultimi anni, la sera del 31 ottobre i bambini, accompagnati dai genitori, scendono tra le vie dei quartieri, suonando i campanelli in cerca di una caramella. E anche i residenti si sono adeguati, non solo facendo scorte di cioccolatini e lecca-lecca, ma anche addobbando le proprie abitazioni con zucche, luci e scheletri. Ormai è una tradizione anche nostra. Ormai è praticamente tutti gli anni che prepariamo qualcosa. Quest'anno abbiamo le zucche un po' piccole, però... Però vedo che dolci ne avete in abbondanza. Sì, di solito siamo preparati. Si diverte anche da adulti. A voglia, guarda, anche il cane ci si diverte. Mi piace. Ci si diverte. Per i bambini mi piace fare tutto. Molto generosi questi ragazzi e queste giovani famiglie che hanno veramente addobbato in maniera meravigliosa. Ma sono i bambini i veri protagonisti della notte di Halloween con i loro travestimenti. Strega! Dracula! Strega! Strega, ma... Strega! Miccio! Sono vestita da zucchetta, pipistrello e anche da strega. Per ora tutti ci hanno detto dolcetto, poi se dicono scherzetto... Fate lo scherzetto? Sì. Ti hanno dato le caramelle? Sì. Halloween! Sì, Halloween! Sì, Halloween! A fine serata, mentre i bambini si godono il bottino conquistato, per i genitori un meritato ristoro. Dolcetto scherzetto! I cori degli alpini per la solidarietà, un importante evento il prossimo 9 novembre a Treviso. In Sierra Leone, nel corso degli anni, l'associazione Round Us, presieduta dal dottor Massimo Dal Bianco, primario di urologia all'ospedale di Padova, ha contribuito a dare dignità e vita a molte persone. La popolazione è ridotta allo stremo dalla fame, dalle guerre e dall'epidemia di Ebola che ha mietuto oltre 10.000 vittime. In questo paese dove è difficile sopravvivere perché manca anche l'essenziale, l'associazione ha deciso di assistere i bambini malnutriti ed abbandonati e porta avanti un progetto di integrazione per i ragazzi coinvolti nelle guerre per i diamanti, spesso amputati di braccia o gambe. A capo della missione è padre Maurizio Boa di Badoere, che ora insieme alla Onlus si è prefisso un altro obiettivo: costruire un punto nascite con la strumentazione necessaria per fare in modo che i medici della Caritas riescano ad operare. Sabato 9 novembre alle 20:45 nella chiesa votiva di Treviso il coro Stella Alpina, il coro Anna di Oderzo e Francesca Gallo si esibiranno gratuitamente per raccogliere i fondi necessari alla costruzione di questo progetto di vita. Partecipiamo perché per noi è molto importante la solidarietà, l'abbiamo sempre dimostrato da 71 anni che esiste il coro e il coro ha sempre partecipato ed è solidale con chi ha bisogno. Perché l'aiuto verso chi ha bisogno è una delle prerogative dell'Associazione Nazionale Alpini. La solidarietà nel frattempo si è estesa anche fra i tifosi della De Longhi Treviso Basket che grazie al Consorzio Universo Treviso hanno donato 1.000 euro provento della vendita delle magliette al Palaverde e all'asta benefica dopo l'approdo in A1. Tifoseria che è sempre più generosa, spero che lo sia sempre di più anche in futuro. Siamo alle notizie da Belluno e provincia.
Cerimonia solenne oggi a Belluno nel 101° anniversario della liberazione della città. Gli onori militari al prefetto e poi il tradizionale corteo per dare la sveglia alla città vecchia, il ritmo scandito dai giovani musicisti della Filarmonica di Belluno. Il 1° novembre è una data importante per la città. 101 anni fa oggi il capoluogo venne liberato dall'invasore. I primi soldati italiani ad entrare a Belluno furono un sottufficiale e alcuni fanti della brigata Porto Maurizio, che arrivarono al ponte distrutto sul Piave. E la sosta del lungo corteo nel balcone naturale che guarda il fiume sacro alla patria è stato uno dei momenti significativi della cerimonia solenne a Belluno. Ad aprire il corteo la Filarmonica, seguita dai militari del 7° Reggimento Alpini, dal gonfalone della città decorata di medaglia d'oro al valor militare, dalle più alte cariche civili e militari della città e dai vessilli portati dai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'Arma. È una giornata di grande valore per la nostra memoria e per la nostra identità, è una giornata in cui ricordiamo in qualche modo l'arrivo delle truppe italiane, quindi ricordiamo ovviamente il momento in cui torniamo a far parte del nostro paese. Ed è ancora più importante, credo, oggi, in questo periodo, in cui ci rendiamo conto, credo, molto di quanto importante sia l'idea invece di stare in pace. Chi dai balconi, chi dalle finestre ornate dal tricolore, i bellunesi hanno salutato festosi il corteo che ha attraversato il centro storico fino al pennone di Piazza dei Martiri per il primo significativo alzabandiera. Noi ricordiamo delle date storiche per il processo di unificazione dell'Italia, un'Italia unita e un'Italia libera. E questi sono i due aspetti che noi dobbiamo ricordare, perché non dobbiamo mai dimenticare che questi valori, che questi risultati sono stati raggiunti con il sacrificio di tantissime persone. A scandire l'alzabandiera l'inno nazionale, bissato anche davanti alla stele in Viale Fantuzzi, che ricorda i caduti nei 2 conflitti mondiali. Una cerimonia per ricordare quel sacrificio che oggi deve essere monito per rinsaldare lo spirito d'unione che tiene stretti e avvinti tutti gli italiani, da nord a sud. E a margine della cerimonia impossibile non notare volti contritti e imbarazzo tra le autorità. Come d'uso la cerimonia avrebbe dovuto avere luogo davanti al palazzo della prefettura, ma stamattina tutto lo spazio antistante era occupato da auto parcheggiate selvaggiamente, così i partecipanti per la prima volta da quando a memoria si celebra la ricorrenza del 1° novembre si sono dovuti spostare davanti alla cattedrale. Il sindaco e il comandante della polizia locale hanno annunciato provvedimenti. Torniamo a parlare della crisi Wambao ACC, il Mise in pressing sulla proprietà. Wambao non ha ancora risposto alla richiesta di proroga della decisione di lasciare lo stabilimento di Melle ed è partito il pressing del Ministero per lo sviluppo economico sulla proprietà. La crisi che colpisce ancora una volta lo storico sito industriale del compressore è veramente grave. Credo che risponderanno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, devono confrontarsi con la provincia che è partner all'interno della multinazionale della Wambao e mi auguro che lo facciano in fretta. Abbiamo bisogno di risposte veloci per risolvere un problema che è veramente grave. Il Mise è al lavoro per cercare soluzioni alla crisi Wambao. Mercoledì il coordinatore dei deputati veneti del Partito Democratico, Roger Domenech, ha incontrato la sottosegretaria al Mise, Alessia Morani, riportando le richieste dei sindacati per una verifica dello stato di crisi. La situazione è controllata dal Ministero fin dall'annuncio di Wambao di voler dismettere lo stabilimento di Melle, spiega Domenech. Morani ha riferito di aver attivato un canale di comunicazione diretto con la proprietà e attraverso i tecnici del Ministero, di essere alla ricerca della soluzione più appropriata per mantenere la produzione nel bellunese e salvaguardare tutti i posti di lavoro. Le parti sociali hanno sollecitato l'azienda a affiancare l'ex commissario Maurizio Castro ai soggetti incaricati dalla proprietà di ricercare nuovi investitori. Lo scorso 24 ottobre i massimi rappresentanti istituzionali sono intervenuti in maniera forte, stigmatizzando il comportamento sconsiderato di Wambao, che non ha rispettato i termini previsti dall'accordo di acquisizione sottoscritto nel 2014. Ora l'auspicio è che si possa trovare un punto di equilibrio in queste settimane, prima della verifica fissata al tavolo ministeriale per la prossima metà di dicembre. Un nuovo attacco di lupi a Riva Maor, località in destra Piave tra Belluno e Limana. A farne la spesa è stata ancora una volta la fattoria didattica di Damiano Prizzona, che ha perso un altro asino completamente dilaniato da più lupi. La predazione risale alla notte scorsa tra le 4:30 e le 5. L'asino di 3 anni sembra si sia difeso con forza fino all'attacco finale che non gli ha lasciato scampo. Come sempre i rilievi sono stati eseguiti dal veterinario dell'USL, che è intervenuto assieme agli agenti della polizia provinciale. Le predazioni continuano senza sosta nel bellunese.
bellunese. Di poche settimane fa la notizia dell'avvistamento di una nuova cucciolata di lupi nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, circostanza che conferma l'aumento esponenziale del predatore che sta condizionando i profitti degli allevatori. Vi ricordo domani sera l'appuntamento imperdibile a partire dalle 21:15 con il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni dei giorni terribili della tempesta Vaia, nei quali Antenna 3 fu punto di riferimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento dunque, ve lo ricordo, domani sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con il documentario Veneto in ginocchio. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Adesso previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Peggiora il tempo a causa dell'arrivo di una perturbazione, la quale sarà responsabile di un weekend all'insegna del maltempo. Vediamo la situazione di sabato 2 novembre. Sul Veneto avremo condizioni di cielo molto nuvoloso, con piogge e temporali diffusi un po' dappertutto e localmente anche in intensificazione nel corso della giornata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 9 e 13 gradi circa. Condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni su tutte le province e in questo caso anche intense. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà anche qui una giornata caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse come vediamo. Temperature minime sugli 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.